L'assemblea di Veneto Banca è in programma sabato, va annullata e rimandata. Lo chiede il capogruppo dei 5 Stelle in regione, Jacopo Berti, che denuncia i troppi dubbi, sospetti e misteri su una situazione che a suo dire va chiarita fino in fondo prima che i soci vengano chiamati a prendere decisioni di cui potrebbero pentirsi. Bisogna informare tutti i correntisti, bisogna dare le informazioni, aprire il libro soci, capire cosa è successo e solo quando li avremo informati tutti e tutti sapranno cosa è giusto per loro poter andare a scegliere. No a questa fretta ingiustificata. A Veneto Banca chiediamo quindi di non andare avanti con lo stesso atteggiamento ostinato, insiste Berti. Se finalmente si sono ammessi gli errori non capiamo il perché di tanta fretta. Prima devono essere tirate fuori tutte le carte e tutti i nomi, solo poi si prenderanno le dovute decisioni in merito. Ma quello che noi vogliamo è che vengano fuori i colpevoli e siano loro prima di tutto a pagare. Quando abbiamo consigli d'amministrazione che costano 21 milioni di euro all'anno, come quello di Banca Popolare di Vicenza, allora prima di tutto dobbiamo andare a prendere i soldi da questi dirigenti che hanno schiantato queste banche.